stand Sony Mobile World Congress abbiamo tre nuovi modelli. Questo primo che andiamo a vedere, Xperia XA, eccolo qua, compatto, 5 pollici di schermo Full HD, scusate, molto bello personalmente. Le cornici laterali sono veramente ridotte, quelle superiori e inferiori sono un po' più alte, ma il design rimane molto bello. Abbiamo lo slot, si può mettere la nano SIM e la micro SD all'NFC, fotocamera da 13 megapixel con stabilizzazione ottica, fotocamera frontale da 8 megapixel, 2 GB di RAM, 2300 mAh di batteria che ha delle specifiche non molto esagerate, dovrebbe permettere delle buone performance. Abbiamo un processore MediaTek che non è proprio il massimo da cui aspettarsi, però ne potrebbe giovare la batteria, appunto. Qua vengono dichiarati fino a 2 giorni di batteria con uso normale. C'è anche la possibilità che sia dual SIM. Ecco qua, questo è il primo nuovo device gamma Xperia.